fischio finale di Matranga sta di pura liberazione per il Città di Avola che per la terza volta nella sua storia conquista il campionato di eccellenza. I rossoblù vincono anche la finale spareggio promozione contro la Polisportiva Gioiosa sul neutro del Valentino Mazzola di San Cataldo e a distanza di 6 anni dall'ultima volta tornano nel massimo torneo regionale. Una vittoria fortemente voluta dalla squadra allenata da Attilio Sirugo e alla fine centrata al termine di una stagione esaltante per tutti i tifosi rossoblù che anche ieri hanno invaso in massa l'impianto sportivo di San Cataldo. Onore comunque al Gioiosa che nonostante la sconfitta e la pesante assenza del Bomber Balde chiude una stagione che rimarrà storica per il club Granata e i suoi tifosi che anche ieri hanno incitato i ragazzi guidati da Mirko Silvestri. La sfida che sostanzialmente non ha regalato grandi emozioni, il Città di Avola la indirizza comunque al primo affondo quando al minuto 15 Alfò raccoglie da destra la pennellata di Ricca e di testa spiana i suoi la strada verso l'eccellenza. Per il classe 2001 che fa impazzire di gioia i tifosi rossoblù si tratta dell'8º sigillo stagionale. Il Città di Avola tenta di chiudere subito i conti ma il destro di Cavallo al 19esimo è murato in angolo da Biondo e poi la conclusione di Germano al minuto 46 si perde fuori per questioni di centimetri. In mezzo un tentativo del Gioiosa con Zurca che però non crea patemi a Santillo. Nella ripresa non succede praticamente nulla, solo nel finale i Granata tentano l'assalto disperato ma anche il tentativo di Rudoja al 91esimo non sortisce l'effetto sperato. Poi dopo 5 minuti di recupero concessi dal fischietto di Palermo, la festa sperata, annunciata e da tempo preparata dal Città di Avola può finalmente cominciare. Sono orgoglioso perché la mia città è andata in eccellenza 3 volte e c'ero tutte 3 volte, 2 volte da giocatore e una oggi. È un'emozione fantastica, nessuno credeva in noi, dall'inizio ci davano come... Non era per niente scontato, ci davano tutti come fuoco di paglia, questa squadra invece non ha mollato, ha fatto 62 punti e oggi credo che meritatamente la riportiamo in eccellenza. Sono felicissimo, grazie. A chi la vuole dedicare, mister? Questa la dedico alla mia famiglia, a mio figlio e tutto il tempo che gli ho tolto per dedicarlo a questi fantastici ragazzi. Hanno provato molto a metterla sul piano della provocazione, ma sapevamo già che avrebbero fatto questo. I ragazzi sono stati molto intelligenti e penso che gli abbia dato un grande merito. Guarda, io voglio dedicare questa a mio papà Bonanima che è morto tanto tempo fa. Spero che da lassù stia vedendo questo trionfo e sia fiero ed orgoglioso di quello che abbiamo realizzato. Noi abbiamo fatto una squadra per tenere la categoria, poi abbiamo visto che siamo forti e ce l'abbiamo messa tutta per vincere. A chi la vuoi dedicare? Questa qua la voglio dedicare a questa vittoria a tutta la squadra e alla mia famiglia, che oggi è la festa della mamma e mia mamma. Il lieto fine per la Polisportiva Gioiosa non c'è stato. I Granata di Mirko Silvestri nell'ultimo atto dei playoff di promozione non sono riusciti a centrare lo storico approdo in eccellenza, arrendendosi al Città di Avola per 1-0 nella finale del Valentino Mazzola di San Cataldo. Nonostante ciò, per la squadra tirrenica rimane comunque un'annata indimenticabile. Dobbiamo soltanto essere contenti e soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Chiaramente c'è un po' di delusione, di rammarico perché tutte le partite si vogliono vincere, ma questa finale non c'era mai stata, quindi il nostro percorso da quando ci sono i playoff si sarebbe concluso settimana scorsa, quindi saremmo stati promossi settimana scorsa. Hanno messo questa finale e purtroppo è una finale decisa dagli episodi e loro sono stati più bravi di noi. L'assenza di Balde in avanti ha pesato? Sì, assolutamente. Balde è il nostro capocannoniere, un uomo che fa reparto da solo. Torno a ribadire che se mi aumenti il numero di partite mi devi resettare le ammonizioni, perché se ci sono sempre state 3 partite e con una sei in diffida, già dopo le finali del girone mi resetti per la finale regionale. Noi abbiamo pagato su 4 partite, ci sta che uno prende 2 ammonizioni, sono partite tiratissime, tutte finali, e quindi con 2 ammonizioni Balde è stato squalificato. Un regolamento quest'anno un po' particolare perché non si era mai visto nella storia che si giocasse un ulteriore finale e salisse una sola squadra, questo è un po' strano effettivamente.
Ma guarda, ti dico che alcune squadre neanche sapevano che c'era sta finale, cioè non c'è mai stata in 30 anni che ci sono i playoff questa finale, c'è solo quando dalla Serie D ne retrocedono 4. La Lega fa un comunicato, dice in caso ne retrocedono 4 si fa un ulteriore spareggio, ma se c'è vacanza organica in eccellenza vengono promosse tutte e due. Quest'anno penso che non era mai successo, ne sono scese 0 dalla Serie D, più una che ha vinto il Paternò, che ha vinto la Coppa Italia d'eccellenza, c'è vacanza organica di 3 squadre e noi e l'Avola siamo stati costretti a fare questa finale. Non lo dico adesso perché è una cosa che già sappiamo con le altre squadre, con Parma, Valle e Nicosia, lo sappiamo da 2 settimane che abbiamo fatto una nota pure congiunta alla Lega, ma non si sa, mi chiedo il motivo ma non me lo riesco a spiegare questo. Quindi a maggior ragione c'è solo da essere felici per il percorso che abbiamo fatto. Sono stati tantissimi sacrifici, a maggior ragione perché in campionato abbiamo avuto una squadra come il Vittoria che nonostante noi facessimo tantissimi punti lei riusciva a farne sempre di più e quindi è stata una corsa continua, quindi i sacrifici sono stati esponenziali, ma i ragazzi fino alla fine sono stati fantastici e quindi poi penso che il passaggio in eccellenza dopo le 4 vincenti di campionato dei gironi era giusto che andassimo noi. Abbiamo avuto un gruppo fantastico e secondo me gran parte di loro meritano di poter fare anche l'eccellenza, poi valuteremo insieme a loro se hanno anche la possibilità di fare un campionato così anche impegnativo dal punto di vista di impegni, c'è gente che lavora, quindi dobbiamo vedere un po' di cose, ma io li confermerei tutti in blocco. I meriti sono di tutti, non sono solo i miei, io grazie alla mia dirigenza ho acquistato i calciatori, però il merito posso dire che, ripeto, è di tutti, ma soprattutto di questo grande mister, perché poi i calciatori li puoi acquistare, no? Però poi chi li fa scendere in campo è il mister. E va bene così, ci siamo riusciti, è stato un anno bellissimo, meraviglioso, l'eccellenza sicuramente sarà un campionato diverso rispetto alla promozione. Cercheremo di dare il massimo anche in eccellenza, quindi vediamo un po'. Io ringrazio anche l'amministrazione comunale perché dal sindaco Rossana all'assessore Fabio Cangemi perché ci hanno messo in tutte le condizioni possibili e immaginabili di poter allenarci bene, di poter ospitare la gente la domenica senza problemi, con l'apertura anche della seconda tribuna dopo tanti anni che era ancora chiusa, quindi ringraziamenti vanno a tutti, quindi poi noi siamo gli artefici, sì, dentro il campo, i ragazzi, lo staff e tutti, però poi alla fine la vittoria è di tutti. Cercheremo di fare un campionato di buon livello, questo sicuramente. Non faremo una squadra per salvarci, ma cercheremo di fare un buon campionato, però è inutile promettere cose che in questo momento non siamo in grado di promettere. Ma in ogni caso sarà il primo anno di eccellenza, quindi come 2 anni fa fu il primo anno di promozione per me, quindi bisogna capire, studiare un po' la categoria, perché per me sarà una categoria nuova che non conosco. Studieremo un po', magari quest'anno cercheremo di fare un buon campionato e magari poi, chi lo sa, il prossimo anno potremmo provare a fare il salto, oppure se quest'anno riusciremo a fare qualcosa di buono, lo vedremo dopo. E dando già lo so che l'anno prossimo in eccellenza so. Ale, ale.